Si è conclusa ieri la seconda edizione del torneo di calcetto a Comitini, denominato Extra Comitini, organizzato dall'Associazione Culturale Aquarinto, in collaborazione con il Comune di Comitini. L'iniziativa, che coinvolge in maniera diretta i richiedenti protezione internazionale, ospiti del progetto di accoglienza SPRAR Comitini 2014-2016, promosso dallo stesso Comune nell'ambito del servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, coordinato dal Ministero degli Interni, dall'ANCI e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. I giocatori si sono sfidati in appassionate sfide a calcio con altri utenti dello stesso paese, mostrando così come anche il calcio può rappresentare un'integrazione completa con il territorio in cui vivono. Siamo alla conclusione della seconda edizione del torneo Extra Comitini, dove vediamo impegnati i nostri ragazzi nella partita contro altri utenti che fanno parte del progetto a Quarinto e anche con i ragazzi di Comitini, perché è stato fatto per far integrare ancora di più i nostri ragazzi nel territorio. Il sindaco del comune, Felice Ranieri, soddisfatto della loro presenza a Comitini, ha sottolineato che tale iniziativa intende valorizzare e consolidare ancora di più il senso di accoglienza mostrato da tutta la comunità di Comitini nei confronti degli ospiti del progetto, nuclei familiari provenienti dalla Nigeria, dalla Somalia e da altre nazioni nelle quali si combatte per diverse ragioni. Comitini vuole inviare un messaggio di fratellanza attraverso questo triangolare che coinvolge i giovani appassionati del paese e una squadra di ragazzi stranieri selezionati nei progetti SPRAR della provincia di Agrigento. Oggi stiamo assistendo a questo incontro di calcio con i nostri amici extracomunitari. Sono molto felice di averli a Comitini, anche perché sono dei ragazzi splendidi che si sono integrati notevolmente e la cittadinanza ne è veramente felice. Hanno trovato un ambiente sereno e tranquillo. L'unica cosa che stiamo cercando, anche grazie all'associazione all'Acquarinto, che si sta dando da fare per integrarli ancora meglio e dargli qualche possibilità di fare qualche corso di lavoro e qualche altra possibilità per integrarli ancora meglio. He defend on it. What did they worry if you put down a different?